La nazionale italiana perde un altro tassello, questa volta in difesa. Dopo i forfait di Spinazzola, Verratti e Berardi, anche Gianluca Mancini deve lasciare Coverciano a causa di un affaticamento muscolare, rinunciando così alla sfida di Zenica nella gara valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Gianluca Mancini è rientrato quindi nella capitale, dove svolgerà le visite mediche del caso. L'addio ai Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic diventa ufficiale con un messaggio di saluto del calciatore sul proprio account Instagram. Ora tornate a guardare il baseball, scrive l'attaccante svedese. Sono venuto, ho visto, ho vinto. Questo è il messaggio sui social network che rievoca Giulio Cesare. Grazie Los Angeles Galaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo. Ai tifosi dico, volevi Zlatan? Ti ho dato Zlatan, siete benvenuti, la storia continua. Ibrahimovic quindi è pronto ad una nuova avventura, probabilmente in Europa, con alcune squadre italiane interessate. Milan, Bologna, Napoli e Fiorentina ci starebbero infatti pensando seriamente. A Barcellona prendono atto dell'insoddisfazione di Ivan Rakitic e iniziano a pensare al possibile sostituto. Il centrocampista croato ha ufficialmente esternato la sua delusione per lo scarso utilizzo e l'addio a fine stagione sembra molto probabile. Rakitic piace alla Juventus e al Barcellona piace un centrocampista bianconero. Si tratta di Rodrigo Bentancur, che ha una valutazione di mercato di 35 milioni di euro. Anche l'altro nome sul taccuino dei dirigenti blaugrana arriva dalla Serie A ed è Fabian Ruiz del Napoli, che De Laurentiis valuta almeno 100 milioni di euro. Sembrava una normale gita con amici, invece il viaggio a Londra di Francesco Totti è stata un'occasione per pensare ad una nuova sfida lavorativa. Come riportato dal settimanale Chi, infatti, l'ex numero 10 della Roma si è recato nella capitale inglese per incontrare David Manasseh, procuratore britannico, cofondatore dell'agenzia Stellar Group. L'agenzia di Totti, che avrà la base operativa a Roma, avrà infatti una collaborazione diretta con il gruppo inglese, che vede tra i suoi fondatori anche Jonathan Barnett, nominato da Forbes l'agente sportivo più potente del mondo. Insomma, una nuova avventura in vista per l'ex capitano giallorosso che non smette mai di stupire.